straziami, strappami l'anima, fai di me quel che vuoi, tanto non cambia l'idea che ormai e ho di te, verde coniglio dalle mille facce buffe. Siamo arrivati alla sesta edizione della Piccola Parigi, siamo contentissimi perché con il sindaco Luca Malavasi avevamo intenzione di portare la gente in piazza, di fare una festa, è diventata la festa degli artisti. Siamo arrivati quest'anno a 170 artisti con delle cose interessantissime, oltre alla fotografia, alla pittura, alla scultura, performance 3D, installazioni veramente fantastiche. Non voglio fare nomi perché non vorrei scontentare qualcuno, però veramente delle cose molto molto belle, si è alzata tantissimo di qualità e siamo contenti di aver rivitalizzato il paese, di vedere la rinascita di Quistello in questo momento d'arte, in questa festa d'arte. L'installazione dietro non è una novità in quanto l'avevo fatta nel 2012 per Mantova Creativa sul Palazzo del Mercante a Mantova in Piazza Mantegna, però l'ho riproposta perché il municipio è rimasto l'unico palazzo praticamente da sistemare e vorrei fosse un augurio per i ragazzi, i bambini, tutti quanti mi hanno regalato, donato i loro peluche, di avere un municipio degno di Quistello nuovo al più presto, quindi una cosa benaugurante. Oggi davvero Quistello è capitale della cultura. 170 artisti dal Giappone, dagli Stati Uniti, da tutta la provincia di Mantova e dalle province limitrofe. È un tripudio di forme d'arte, le più innovative come quelle tradizionali. Davvero il format unico della Piccola Parigi ha sfondato anche quest'anno e segna davvero la rinascita di Quistello, una Quistello che è sempre più larga e sempre più accogliente per gli artisti. Vuol dire che i ponteggi hanno lasciato il posto alle strutture ripristinate e quindi è un passo importante per il ritorno alla normalità. L'opera di Caterina Borghi sul municipio può davvero essere il miglior auspicio perché i lavori partano presto e perché il municipio torni a essere luogo di attrazione, luogo di interesse davvero per la comunità.